In attesa delle prossime elezioni comunali ad Agrigento per la scelta del neosindaco, già sono iniziati a scendere in campo i primi big. Tra questi Marco Zambuto, l'ex sindaco, che sta ascoltando le varie esigenze degli abitanti dei vari quartieri della città. Annunciata anche la candidatura dell'ex assessore della Giunta Firetto, il dottore Franco Miccichè, anche se ancora non è stata presentata ufficialmente. Si parla anche di Francesco Picarella, segretario regionale di Confcommercio Sicilia, e ultimamente anche quello dell'ex presidente della Camera di Commercio di Agrigento, il dottor Vittorio Messina, oggi ai vertici di Confesercenti Nazionale. Tanti probabili nomi spendibili anche per la Lega di Salvini, gente giovane che già fa esperienza politica presso i banchi di Sala dei Giganti, in questi ultimi giorni molto presente in città con eventi, gazebo. E per ultimo l'annunciata partecipazione alla marcia per l'acqua pubblica pomeridiana davanti al municipio. Intanto l'onorevole Giovanni Panepinto del PD, come citato in un articolo di stampa odierno, benedice un eventuale accordo civico con il partito di Grillo. Per lui sarebbe una cosa più che naturale e immagina un tavolo tecnico allargato, tutto ovviamente contro la candidatura dell'attuale sindaco Firetto, che per Panepinto non può più rappresentare il centro-sinistra. Intanto sugli orientamenti futuri del Movimento 5 Stelle abbiamo voluto sentire il parere dell'onorevole Michele Sodano. Guardi, a differenza degli altri, a noi interessano prima i temi, poi le poltrone, l'abbiamo detto anche a Roma. Quindi in questo senso in questi mesi discuteremo di quali sono appunto le soluzioni migliori per ripopolare la nostra via Atenea, per riattivare il Parco Igori, per fare arrivare i giovani, per gestire in effetti il servizio dei rifiuti in maniera più efficiente. Una volta che ci saranno queste discussioni, una volta che emergeranno le idee e le anime delle migliori energie di Agrigento, poi sarà naturale trovare un candidato sindaco e tutta la squadra dei consiglieri comunali. Quindi la priorità è ai progetti e alle idee e speriamo anche che gli altri ci copino magari possiamo ispirare anche tutti gli altri, perché qua bisogna fare squadra per il futuro di una città. Siamo tutti stanchi delle chiacchiere, siamo stanchi dei clientelismi, vogliamo riprenderci con la dignità che abbiamo da agrigentini questa nostra straordinaria città. Una battuta su questa alleanza che è emersa fra PD e il nuovo governo, insomma abbiamo il ministro Provenzano che è da pochi chilometri qui dalla nostra città, questo rapido cambiamento molta gente ancora non se l'aspetta, da Salvini a Renzi. Beh, guardi, la questione è questa: in un sistema tripartitico proporzionale maggioritario chi vince le elezioni o sceglie il male minore e quindi si allea con una forza che può essere la Lega o il Partito Democratico, o rimane a guardare e a mangiare popcorn. Noi abbiamo un programma, abbiamo una visione d'Italia, quindi prima abbiamo fatto un contratto di governo con la Lega, adesso non ci meravigliamo di farlo con il Partito Democratico. Chiaramente sono loro che devono seguire noi, i nostri ideali, e noi controlleremo sempre che tutto avvenga nella migliore e più efficace possibile. Noi siamo il cambiamento di questo Paese perché siamo cittadini che facciamo politica, perché crediamo nel valore di fare politica per il bene comune, per i nostri fratelli che se ne sono andati e hanno abbandonato la Sicilia, ma anche l'Italia. Questo ci contraddistingue da tutti gli altri.